Inaugurato dal presidente della regione Renato Schifani il volo Palermo-Roma di Aeroitalia, un altro punto a favore nella lotta al caro voli, quando affermato dal governatore che ha intrapreso da tempo una battaglia sul caro prezzo dei voli aerei che interessano i collegamenti con la nostra isola, con prezzi che arrivano a toccare anche i 1.000 euro e passa per tratta, in particolare durante le feste nazionali e i weekend, giorni in cui i tanti residenti siciliani fuori dalla Sicilia vorrebbero ricongiungersi con i propri cari, giovani, studenti, lavoratori, ma in particolare anche per il turismo, che a causa delle altissime tariffe limita tantissimo il transito verso la nostra isola. Un nuovo vettore collega quindi Palermo con Roma e dal prossimo autunno anche Catania con Roma e Milano con la nuova compagnia Aeroitalia. La nostra battaglia contro il caro voli che affligge l'intera Sicilia oggi segna un punto a favore. I siciliani avranno un nuovo vettore che collegherà Palermo e anche Catania dopo l'estate con Roma e già collega con Milano. Prezzi più bassi, più concorrenza, più mercato. Questo chiede la Sicilia e questo oggi ottiene. Continueremo comunque la nostra battaglia per dare ai siciliani più